Felici di ritrovare per una settimana nuova di Campa qui, siamo settimana tra Fiumorbu e Castello. Una prima tappa nuova Ghisonaccia, nuova Diesa San Miguel per ritrovare il diagono di Orudione Jean Ponteri. RCFM e Campacui. Dunque io sono stato allevato dai miei parenti, mi hanno batteso, giovane, mi hanno mandato al catechismo, andavo a Ice e poi dopo, quando ho cominciato la vita attiva, mi sono appena allontanato, mi avvicinavo da Ice quando lì c'erano gli avvenimenti o doli o periodi difficili a attraversare. E poi ero completamente, non andavo mica messo a parte per le riviste, per l'intari. E un giorno un'amica mi ha fatto conoscere un santo, San Leonardo di Porto Maurizio, che è un santo che è venuto qui in questa regione, in tutta l'Alta Corsica e il canto orientale, ha fatto 150 via croci in 10 corse. Quando ella mi ha detto, bon, tuo papà si chiamava Leonardo, non conosci mica San Leonardo, e di qui mi sono messo a cercare la storia di suo santo. Questo mi ha portato a andare in Italia, in Liguria, dove ero originario, a Roma, e in parecchi luoghi dove lo aveva soggiornato, poi anche in Corsica, tutti i luoghi in dove l'ha fatto. Infatti facevo una missione che è durata 6 mesi, che è stata interrotta per un accidente che l'ha avuto all'isolaccio di Fiumorbu. Allora, come era Ello, che era l'iniziatore di Via Croce, un giorno, un venerdì santo, passava davanti a Ice e giustamente qui c'era Via Croce, sono entrato, ho subitato tutti quelli che ci partecipavano e da qui non ho più chiedato a Ice. Allora, il settore sono attaccato a parrocchia qui di Isonaccia. La parrocchia di Isonaccia oggi si impegna di non di tutto Fiumorbu e tutto il cantone di Isoni, ma dopo siamo chiamati a andare in Astrò quando i preti ci domandano di aiutarli, perché sono andato per esempio in Coenza, in Dubo, giù, con suo amico in un settore di Ghisonaccia a Fiumorbu. Allora lei con la popolazione, noi un diacono deve soprattutto occuparsi di gente del bisogno, della necessità, del dolore. Per questo che di tanto in tanto, disgraziosamente, mica abbastanza a un mio avviso, ma da andare a rendere visita alle persone vecchie che sono in casa, portate a Gumignò, ai malati, a quelli che hanno conosciuto un dolo, è la parte più importante. Allora accade, quando li mi domandano, ultimamente ho fatto un battesimo in lingua corsa a Megliacciaro e parecchie cerimonie di secchie. Dopo messe, per esempio, mi hanno mandato messa in lingua corsa o Lugo di Nazza, in Coenza, in Ghisoni, vedete, di più in più domandata, soprattutto in dei battesimi, in dei matrimoni e in degli enterramenti. E domani di un giorno starà nuova Ghisonaccia che sarà con noi, impegnato nella vita a Sugiadiu dos Orudion, ritroveremo a San Piero Mare. A domani dunque per la nostra seconda tappa di Campa qui tra Fiumorbu e Castello. RCFM e Campacui.